Io pensavo che la petizione fosse stata per farmi venire a abitare a New York. Stefan, sei mio ospite nel momento in cui si può ovviamente viaggiare. Vengo spesso, ma sono venuto anche a dicembre. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Collegato al frutto del giuggiolo esiste una famosa espressione andare in brodo di giuggiole. Questo modo di dire ha un'origine molto antica, citata già nel 600 nel primo dizionario della lingua italiana, ma pochi sanno che cos'è il brodo di giuggiole. La maggior parte delle persone non hanno mai avuto occasione di assaggiare il frutto della giuggiola. Quante cose! L'antico detto, vabbè, prima si diceva il brodo di succiole, che poi sarebbero le castagne, e poi si è diventato il brodo di... Ma quante Stefan, gli amici bellini lo sanno, io sono un tuo fan da sempre, ti devo far vedere una cosa prima di cominciare. Stefan, guarda qua. Bella, bei ricordi, dai, Okay. bei ricordi. Questo per farci capire, perché se vedi dietro alle mie spalle le magliette del Napoli, io metto il nome mio, di solito io non punto mai a un calciatore singolo perché poi se ne vanno, ci resti, ma io con te, cioè... Io ero abbonato allo stadio nel periodo buio, insomma, della Serie B e delle cose, insomma, periodo non eccezionale. E mi innamorai completamente di te perché dopo Careca, nei ricordi di mio padre, eccetera, eccetera, tu sei stato il primo centravanti che veramente ci ha fatto sognare. Grazie mille per aver accettato questo invito. Grazie a voi, grazie a te, figurati. È solo un piacere, un piacere. Senti Stefan, ed è incredibile trovarti proprio oggi che siamo insomma, dopo una partita contro la Sampdoria, e il gol che Osimhen fa contro la Sampdoria mi ha leggermente ricordato un gol che proprio tu facesti contro la Samp quell'anno della promozione, insomma, pallone in profondità, tu attacchi il pallone, in realtà tu incrociasti mentre Osimhen l'ha messa sul primo palo. Ti piace Osimhen? Che attaccante è, anche in prospettiva? Ma è un attaccante che sicuramente fino adesso non ha fatto vedere proprio tutto il suo valore, non per colpa sua, ma perché ha avuto dei grossi problemi, ha avuto infortuni, poi ha avuto il Covid, poi si è fatto male alla spalla. Insomma, un giocatore della sua età è un ragazzo sempre, non dimentichiamo che è un ragazzo giovane, un ragazzo che deve crescere ancora molto e gli serve la continuità. Quest'anno non l'ha avuta, quando ha avuto un po' di continuità ha fatto vedere sicuramente qualcosa di interessante. È un giocatore che va sfruttato, la sua qualità principale è la velocità, attacca benissimo la profondità, si è visto anche nel gol con la Sampdoria, ma si è visto altre volte. La prima idea che ha lui è quella di attaccare la profondità alle spalle dei difensori avversari, e tante volte il Napoli ha ritardato o ritarda questo modo di servirlo, e lui ne risente. È un attaccante che va sfruttato sicuramente per attaccare le spalle dei difensori, anche perché allunga le spalle avversarie, permette di avere degli spazi dove possono giocare in mezzo gente come Mertens, come Insigne, e perciò è un attaccante che va sfruttato per quello che è. Ma è un attaccante che prima di tutto deve migliorare molto, perché sai, quando arrivi a Napoli e sei costato 70 milioni di euro, le aspettative sono tante, è giusto che sia così, però non va dimenticato che ha 21 anni, 22 anni. È verissimo, è verissimo. E tu mi parlavi di attacco allo spazio, cosa in cui tu eri bravissimo, insomma, la scelta di tempo. E mi citi, è sempre a metà, no? Quando decidere di lasciare il difensore e puntare verso lo spazio, e quando deve partire il passaggio del tuo compagno. Perché tu mi dicevi, hanno poco rallentato, ritardato magari il passaggio. Forse non è tutta colpa di Victor. No, sicuramente non è colpa di Victor, ma non è colpa di nessuno. Si tratta di conoscersi bene, si tratta di capire con uno sguardo dove vuoi la palla. Osimhen ha avuto solo il ritiro, diciamo, per integrarsi con i suoi compagni, poi l'inizio, poi si è fatto male, poi ha avuto l'infortunio, poi ha avuto il Covid. Insomma, quest'anno il Napoli pochissime volte ha potuto giocare con la formazione base. Vero. E da quando ha iniziato a rifarlo sta facendo bene. E quindi, parlando del Napoli, il Napoli è in filotto positivo, se escludiamo l'episodio con la Juventus, che poi non dovremmo considerare
una partita di ritorno, perché era la partita di andata. Credi che la lotta Champions, che adesso si fa interessantissima, ci vede protagonisti, insomma possiamo farcela, come la vedi? Beh, non può essere diversamente, quando tu sei a 3 punti dal posto Champions, che non puoi ritenerti fuori nemmeno a una giornata dalla fine, figurati a 8, 7, quante ne mancano, perciò il Napoli ha tutte le carte in regola per entrare in questa Champions League e fare un finale di campionato bellissimo. L'obiettivo era quello di arrivare tra i primi 4, se lo stanno giocando fino alla fine. Penso anche che se il Napoli non avesse avuto tutti i problemi avrebbe potuto occupare un posto di classifica diverso. E ti chiedo, io qui da New York insieme alla community del Caffè Napoli abbiamo fatto partire una sorta di petizione che poi è una lettera aperta nei confronti della società. Al di là delle problematiche che tutti gli allenatori secondo me incontrano durante una stagione, a me sembra che manchi una figura di riferimento che faccia da collante tra società, tra media, allenatore e giocatori. Come la vedi tu? Insomma, una figura come può essere il Maldini del Milan, Zanetti, Nedved, manca questo secondo te al Napoli? Ma manca, sì, ma non a detta di mia, no? Penso a detta di tutti, no? Una figura che rappresenta qualcosa di importante per i tifosi, però è sempre una cosa che in società non hanno visto mai bene, no? Perché sennò l'avrebbero messa. Ce ne sono tante di figure che potrebbero ricoprire quel ruolo lì. Magari De Laurentiis vorrà uno tipo l'Amsic, no? Quando smette di giocare potrebbe essere un giocatore, si fa un nome di un giocatore come Marek, e penso che sia davvero bellissimo sentire che il suo nome venga accostato al Napoli del futuro, perché vuol dire che finalmente il presidente o chi per lui ha deciso di muoversi in quel tal senso, no? Io pensavo che la petizione fosse stata per farmi venire a abitare a New York. Stefan, sei mio ospite nel momento in cui si può ovviamente viaggiare. Vengo spesso, ma sono venuto anche a dicembre, prima della pandemia. Dicembre sono venuto spesso a New York, una città che, e allora dalla che ci prossima affascina, che a me e a mia moglie affascina molto, perciò sicuramente ci vedremo quando verrò a New York, molto volentieri. Dove abiti a New York? Io sono tra Brooklyn e Queens, ma sono praticamente a 20 minuti di metropolitana da Manhattan. Io ho alloggiato, l'ultima volta che ho alloggiato abbiamo alloggiato all'hotel Baccarat. Ok. E poi andavo a correre al parco e perciò ci mettevo poco, eravamo vicino a Times Square, era bello. Tu li senti i rumori? New York è sempre affascinante. Com'è là la situazione? Ma a parte queste ambulanze che comunque girano e sono molto rumorose, io anche se chiudo le finestre non c'è niente da fare, si sta un pochino intravedendo una sorta di ritorno lento alla normalità. Io faccio il musicista, quindi ho il polso della situazione. Se mi ritornano un po' di serate nei locali vuol dire che qualcosa si sta muovendo, insomma. Speriamo. Stefan, per ringraziarti e per salutarti, io ho un rammarico che insomma tu sei stato con noi solamente un anno e poi quando siamo passati in Serie A e poi non è andata bene, quindi insomma anche da talismano, no? Perché tu lo raccontasti, però insomma il Napoli ti vendette al Torino senza nemmeno interpellarti. È andata così, purtroppo, sai, all'epoca la spiegazione non me la davo neanche io, no? Invece, sai, nel calcio succede, a 31 anni l'offerta era vantaggiosa, poi si scoprì che il Napoli navigava in bruttissime acque, perché dopo si è capito forse anche il motivo, no? Però ormai è andata così, io mi tengo stretto a quell'anno e mezzo che ho fatto, mi tengo stretto tutto di quello di bello, tutto l'amore che ho ricevuto e che sto ricevendo e che ricevo ancora tuttora quando vado a Napoli, da tutti i tifosi. Io ho tantissimi amici giù, torno spesso a Napoli perché almeno un paio di volte al mese ci torno e perciò è un rapporto che ormai sono quelle cose, no, che nascono all'improvviso, che basta poco per far scoppiare la scintilla e tra me e Napoli i tifosi fortunatamente è successo e me lo tengo ben stretto.
Assolutamente sì. Progetti per il futuro? Tu adesso sei insomma commentatore tecnico, giusto? Sì, io adesso faccio commento per DAZN, poi c'ho il mio lavoro e l'idea è quella di continuare con DAZN e tornare a viaggiare il prima possibile, magari anche perché quella tappa lì è una delle prime, perché ormai... E allora a più presto mi vieni a firmare questa, perché io quando sono partito da Napoli, ho lasciato Napoli per New York, mia madre, ovviamente mio padre, copriti che a New York fa freddo, io ho detto la sciarpa è questa, non c'è... Grazie mille Stefan, io sono onoratissimo e non so come ringraziarti. Il piacere è stato mio, quando vuoi io sono qua. Grazie mille. Ciao, grazie mille, buon lavoro. Ma voi avete capito, vi rendete conto tutti e due qua, non capite niente. Io non lo so. Ma chi era quel signore? Era bellino. Sì, è un mito, è un molto, altro mito. bel Perché ragazzo, questo quante mito, cose. è un mito assoluto. Vabbè, non lo posso spiegare a loro, ma voi, soprattutto quelli della mia generazione, ragazzi, noi quando abbiamo visto Swalk in campo non ci abbiamo capito più niente. Gol a raffica, dribbling, attacco dalla profondità, il gol, capito? Quelli là, i gol difficili, i gol semplici, quel colpo di tacco a fare fuori i due difensori dell'Atalanta, ma tantissime cose incredibili. Il Napoli non lo confermò e quando salimmo in Serie A e facemmo una brutta figura poi in Serie A e ce ne scendemmo di nuovo con la coda tra le gambe. Insomma, io non so più cosa dirvi, è per voi ma è anche per me, diciamo la verità. Mi sento male, sto malissimo, sono cose incredibili che è merito vostro. Quindi io, invece di fare un regalo a voi, siete voi che state facendo un regalo a me quotidianamente, e spero che voi possiate apprezzare queste cose. Se non conoscete Swalk siete completamente pazzi, e se non siete iscritti al canale, se non lasciate i like, ma che ce ne fotte. Vabbè, abbiamo capito, ma adesso devi fare la canzone. Sì, hai ragione. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Dai, che in questa settimana vedremo di fare altre cose, perché dobbiamo affrontare il calendario, dobbiamo vedere l'Inter, capito? Perché poi c'è Inter, poi c'è Lazio, difficilissimo superare questi ostacoli, e poi dopo sperare che qualcuno inciampi. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi mi ricordo come mi chiamo,